Che spettacolo! Guarda che robetta! Questa è grossa, è grossa. Bello anche questo! Beh, fioia, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video. Oggi ci troviamo ad Alleghe. Oggi siamo ad Alleghe. Stiamo facendo un giretto in montagna e siamo in compagnia di questo personaggio qua con la MT-09. Siamo appena ripartiti dopo una sosta di mezz'oretta, perché il sottoscritto non aveva ancora fatto colazione, e colazione è un po' un parolone dato che adesso sono le 11. Ora ci dirigiamo verso quella che è la nostra prima tappa del nostro giro di oggi, quindi destinazione Passo Fedaia. Inizialmente volevamo fare anche il Passo Giao, quindi volevamo partire dal Passo Giao, forse lo faremo, non lo so. Volevamo partire dal Passo Giao, però siccome al personaggio là in fondo gli piace tanto il Fedaia dal lato del Veneto, allora partiamo dal Fedaia e iniziamo il Passo Fedaia. Abbiamo anche un Ninja, Kawasaki Ninja davanti a noi. Andato? Quanto cazzo è bello il Fedaia, mi piace un casino questo passo. Porca puttana, potrebbero riasfaltarlo anche qua però, l'avevano già fatto nel lato del Veneto. In teoria siamo ancora al lato Veneto, non mi ricordo. Ah, il Fedaia, mamma mia che acqua. Wow, se si potesse farei un bagno. Guarda che roba, che robetta. Che robetta. Vuoi fermarti? Dove vuoi andare? Che facciamo adesso? Se vuoi andiamo. Allora, seguendo per di qua vai per il Pordoi. Andiamo Sodea? Che spettacolo il Fedaia. Però questa volta non ci fermeremo, proseguiamo e andiamo giù, direzione in teoria verso il Pordoi. Poi in mezzo a queste semigallerie questo bel paesaggio. Mamma quanto cazzo è bella la montagna, guarda che robetta, è uno spettacolo qua, è una figata. Passo Pordoi e Passo Sella. Adesso non so cosa vuole fare prima, se Sella al Pordoi. Comunque eventualmente al bivio ci fermeremo e gli chiederò. Sta arrivando una corriera, questa è grossa, è grossa, è muy grossa. Cazzo no, non viene neanche giù piano però che bel trenino, comandato da quello che sembra due Porsche. Sì, pensavo fosse un Ferrari ma sono due Porsche mi sembra.
2 Porsche e 4 moto, compreso il sottoscritto. Mi piace, 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 piace. Porca boia, che grosso! Questo era enorme! Brutta questa, l'ho presa malissimo. Ma che cazzo, ma si può fare un asfalto così? Migliorarlo un pelo, no? Asfaltare ste cazzo di buche. Si sa che il Pordoi non è un passo da correre chissà che, però non puoi in un tornado devi mettere delle voragini così, coprile. Diaz qua, qua titolo anteriore alleggerirsi un pochettino, non so come mai, forse un avvallamento, perché non è che stavo accelerando in curva, ero costante col gas. E siamo arrivati in cima al passo Pordoi, anche se è vicino alle squasce, ma fa culo. L'importante è che sia all'ombra. Pausa cica, poi vediamo se pranzare. Mamma mia, fa male un po' il culo. Vado avanti io o avanti tu? L'ho già fatto. Siamo appena ripartiti dopo un pranzo. Abbiamo deciso di mangiare su per il Pordoi. Devo dire un pranzo discreto, nel senso siamo ciucciati un piatto con le pappardelle al ragù di cervo, però c'era più erba che cervo, l'hanno speziato talmente tanto con le erbe che il cervo non so se c'era o no, però in compenso abbiamo avuto una bella biretta fresca, piccolina, però fresca, bella buona. Allora adesso direzione Falzarego, andiamo giù per il Falzarego, cioè o meglio facciamo il Pordoi, dal Pordoi dopo andiamo su per il Falzarego, Passo Giao, questa volta il Passo Giao lo faccio al contrario, e dopo da là vedremo, perché non lo so dopo, a seconda delle tempistiche di tutto quanto, cosa faremo. Cioè, guardate che panorama, guardate che bello il Pordoi, che spettacolo. Belli tornantini, strettini, e come li facciamo? Arrivano fuori bene, bello, un po' troppo stretto ma bello lo stesso, anche ce ne sono altri due, andiamolo un po' largo, devo stringerla di più, vediamo questo, bello anche questo.
Prima però di fare il falzarego e il giau, meglio fare un po' di benzina, perché non so quanta ne ho, quindi è meglio che la faccia già subito. Fai toce o te? È meglio farlo adesso prima di fare falzarego e giau. Ho deciso di fare un po' di benzina perché se facciamo il falzarego e il giau non ricordo che ci siano distributori dopo se dovessi fare benzina. E quindi adesso ci troviamo ai piedi del passo falzarego. L'unico problema è che abbiamo una Clio che non si muove, questa che è appena andata a cagare la Clio perché vorrebbe correre, ma in realtà loro non hanno capito che hanno un Porsche di merda e dovrebbero andare a fanculo. Anche se è uno scooter non si abbandona la passione per le due ruote. Bravo, 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 bravo. No. Com'è che punta? Perché non è... punta troppo in alto o devo inclinarla? Secondo me forse un po' più in basso. Che minchia guanti!